Ciao a tutti, buon pomeriggio. Eccomi qua, metto bene la telecamera. Ha già lievitato l'impasto, bello bello. Guardate un po' com'è bello. Ci sono anche le bolle. Io adesso spolvero la tavola con della farina e lascio cadere l'impasto. Ecco qua, un po' di farina sopra, così. Ecco qui, mi aiuto con la spatola. Ecco qua. E adesso vado a spianarla con le mani, così. Si vede? Sì. Vado a spianarla con le mani. Ecco. E poi a seguire con il mattarello. Come ho detto, ho fatto le pieghe. Ecco qua, ancora un po' di così. Ecco qui, e vado a spianarla con il mattarello. Ecco qua. Mi aiuto con il tarocco. Ecco qui. Non deve essere tanto sottile, a differenza delle pardule, che la sfoglia va sottile, questa invece no. Con le mani così, e continuo a spianarla per bene. Ecco qua. Ora vado a fare le forme. Questa è una forma grande, sarà di 10 centimetri di circonferenza, poi la misuro e poi vi dirò. Ecco, adesso vado a fare le forme belle grandi, perché come vi ho detto la pasta non deve essere sottile, ma un po' uno spessore un po' più grosso. Così, no, non ci sta. E adesso vado a eliminare i ritagli. Ecco qua. Ora vado a sistemare il ripieno. Ci faccio una palina un po' più grande di questa, due cucchiaini colmi. Ecco, faccio la polpettina così su ognuna. Così, ancora un po', una bella polpettina di ripieno. Ecco qua, su ognuno le sistemo. Ecco qua, sistemati me ne sono venuti 11. Poi quello che mi è rimasto lo lascio lievitare di nuovo e mi faccio qualcos'altro. Ecco, adesso l'ho sistemato e adesso vado a chiuderlo. Tipo le pardule, come le pardule, la stessa chiusura. Queste in pratica si possono chiamare anche ispardulas de vastu, le pardule da pasto, salate diciamo, ecco qua, e sistemo così. Adesso ne faccio un'altra, così pizzichi, così. La pasta è bella grossa, si è anche ripresa. Ecco qui.
poi in cottura si allarga. Ho già acceso il forno ventilato a 220 gradi e li porterò a cottura per 35 minuti circa o fino a quando la sfoglia è bella cucinata, dorata. Ecco qui, ho messo la carta da forno, ho rivestito la teglia da carta da forno, con carta da forno e l'ho spolverata con della semola rimacinata di grano duro, in modo che non si attacchi. Così e continuo. Ecco qua, questa è l'ultima. Il forno è già pronto. Come vi ho detto, le inforno a forno ventilato a 220 gradi per circa 35 minuti o fino a quando le vediamo che sono belle dorati. Ecco qua. Ok, adesso le inforno e ci vediamo dopo. Ecco qua. Sagokoi vrena, le kokoi vrene sono belle pronte, da un profumo meraviglioso, è tutto da mangiare, tutto da gustare. Io adesso ne taglio una e ve la faccio vedere, è ancora calda, è bella cremosa, guardate. Bella, si scioglie, le patate si sciolgono in bocca, poi gustato assieme alla crosticina, alla sfoglia croccante, è una meraviglia, una delizia. Ecco, guardate, belle. Bellissime, io con questo vi saluto con un bacio e un abbraccio a tutti, una buona serata e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!